Allarme terrorismo. L'attentato di Magdeburgo in Germania, dove un furgone ha falciato le famiglie che giravano per il mercatino di Natale, ha risvegliato la paura in tutta Europa. A Vicenza oggi in prefettura si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, all'ordine del giorno le misure antiterrorismo. A seguito dei fatti di Magdeburgo, dell'attentato avvenuto in Germania, il Ministero dell'Interno ha chiesto alle prefetture di coordinare le attività di sicurezza e di controllo durante le festività di Natale, in particolare dove ci sarà assembramento, i mercatini di Natale, la notte di Capodanno, il concerto che sarà in Viale Roma. Quindi con la polizia locale daremo il nostro contributo, il nostro aiuto alle forze dell'ordine perché i luoghi di assembramento, le tante persone che stanno venendo in città, che stanno partecipando alle attività in centro storico, possono farlo in totale sicurezza grazie a presidi sia della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale, che a presidi passivi, per cui a misure come New Jersey e Transenne che possono essere di protezione. Centro storico blindato per le feste, aumentano i pattugliamenti delle forze dell'ordine, cresce il livello dei controlli, in particolare nelle zone dei mercatini e in occasione degli eventi che richiamano le folle. Centro storico sorvegliato speciale. In effetti i New Jersey, ai varchi del cuore della città, non bastano, devono permettere il passaggio degli autobus, delle ambulanze in caso di malori, dei vigili del fuoco in caso di incendio e ovviamente delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Per questo proprio i varchi saranno presidiati in modo da verificare chi entra in centro, nel segno della massima prevenzione. Le forze dell'ordine stanno aumentando i controlli, noi come comune, come polizia locale diamo chiaramente una mano e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche in vista del grande mercato dell'Epifania che a Vicenza coinvolgerà da Campomarzo fino a Piazza dei Signori, e quindi saranno giorni di grande attenzione, ma l'invito a tutti è di viverlo in serenità, venendo e visitando la città e venendo e visitando i luoghi più importanti, perché Vicenza è una città sicura.